le espressioni popolari. Parlo di Bottida. Gocille era l'antica denominazione di un villaggio che alcuni documenti storici attestano già presente poco dopo l'anno 1000, e Gocille è il nome che loro hanno scelto per il progetto che è nato nel 2014. Gli amici di Bottida, un applauso forte, eccoli qua. Andrea Muredda li precede, sarà lui ad accompagnarli questa sera nelle danze che hanno pensato di proporci. Monterasu è proprio il monte che sovrasta l'abitato, e poi ci sono emergenze archeologiche che ci danno i segnali di un passato abitato nel territorio di Bottida. Loro sono qua, vedete anche le particolarità del vestiario tradizionale che indossano. Il Gocceano ha danze vivaci, ma anche danze più misurate nel ritmo e nella cadenza. Loro aprono con Supassu Torrau, il passo che ritorna proprio per questa ripetizione del movimento che durante l'articolazione della danza avviene. Sono pronti Andrea Muredda, il gruppo folk Gocille di Bottida.